Gonfalone della Regione Veneto, seguito dai gonfaloni non decorati della provincia di Treviso e dei comuni delle province di Treviso, Venezia, Padova, Rovigo e Ferrara, accedono all'area della cerimonia. I gonfaloni di Vittorio Veneto, Verona e Trieste, decorati di medaglia d'oro al valor militare, fanno il loro ingresso nell'area della cerimonia.
La bandiera di guerra del Reggimento Lagunari prende posto nello schieramento. L'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Il comandante delle forze operative terrestri di supporto, accompagnato dal presidente dell'Associazione Nazionale Lagunari, riceve gli onori militari. Compagnia d'onore del reggimento lagunare serissima, pronti per la rassegna.
Viene ora data lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica. In occasione del 12° raduno nazionale rivolgo il deferente omaggio della Repubblica alla memoria dei lagunari caduti nell'adempimento del dovere e all'Agaro dell'Associazione Simbolo del Valore e dell'Amor di Patria della Specialità. La celebrazione dell'evento in Vittorio Veneto assume un particolare significato nel ricordo del sacrificio dei primi reparti lagunari che 100 anni or sono si distinsero nella difesa del Basso Piave, contribuendo al coronamento del sogno risorgimentale dell'unità d'Italia. Oggi la specialità lagunare, coniugando le più moderne tecnologie con eccellenti livelli di addestramento, rappresenta un elemento peculiare delle forze armate professionali e contribuisce, attraverso la capacità nazionale di proiezione dal mare, alla pronta operatività dello strumento militare anche a notevoli distanze dalla madrepatria, nella stabilizzazione delle aree di crisi e nel contrasto al terrorismo internazionale. In questa giornata di festa mi è gradito rivolgere un particolare plauso all'Associazione impegnata in un significativo processo di rinnovamento orientato a valorizzare le esperienze di volontariato anche nel campo della protezione civile, risorsa di assoluto pregio per il Paese. Con questi sentimenti formulo a tutti gli eredi dei Fanti d'Amar l'auspicio di una perfetta riuscita della manifestazione e invio il mio caloroso saluto. Sergio Mattarella.